Disturbo da gioco d'azzardo e sovraindebitamento, questo è il tema del convegno che si è svolto oggi presso il Palazzo Vescovile di Agrigento, con il quale è stata presentata l'apertura della sede all'interno dei locali della Fondazione Montaltro del centro di ascolto per le persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Diversi gli interventi che hanno animato il convegno, moderato dalla collega Marisella Monica con Stella Vella, presidente della cooperativa Subtutela Dei. Il centro di ascolto nasce dalla volontà della cooperativa impresa sociale iscritto a RUND di recente costituzione di aiutare quanti si trovano in difficoltà economica a causa sia del gioco d'azzardo patologico che del sovraindebitamento. Il progetto del centro di ascolto per ludopatici e sovraindebitati è stato accolto e sostenuto dall'Arcidiocesi di Agrigento, dalla Caritas diocesana, dalla Fondazione Montaltro, dalla Casa dei Giovani, comunità terapeutica e dall'OCC, organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i diritti del debitore di Agrigento. Sì, anche ad Agrigento abbiamo avuto questa sensibilità rispetto a questa fragilità umana e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità di far emergere questa problematica sociale attraverso un canale un po' più defilato rispetto ai canali tradizionali quali i SERD, perché abbiamo capito che il ludopatico, in quanto soggetto malato, ha difficoltà ad avere consapevolezza della propria patologia, si vergogna, si nasconde, quindi abbiamo visto i dati degli accessi ai SERT collegati con i dati delle somme giocate, abbiamo notato una grande differenza. Per ovviare a ciò abbiamo pensato un passaggio, un canale più di prossimità alla gente, quali può essere la parrocchia, la Caritas. Da qui nasce il centro di ascolto che verrà ospitato nei locali della Caritas diocesana in via Barone. Perché ludopatia e sovraindebitamento? Perché i due fenomeni sono strettamente collegati. Il ludopatico è quasi al 99% sovraindebitato e se il ludopatico non gioca più rimane con i debiti. Quindi non abbiamo risolto quasi nulla perché sono proprio i debiti quelli a causare una problematica più pesante a mio avviso, quali la separazione dal coniuge, l'allontanamento dalla famiglia, la difficoltà a vivere in maniera normale anche dopo non essere più giocatore perché rincorso dai creditori. Quindi il sovraindebitamento, se il ludopatico ha un'attestazione la quale mette in evidenza un percorso di riabilitazione, risulta meritevole per accedere alla legge del sovraindebitamento. Questo è il collegamento importante e sinceramente a cui noi vogliamo tendere oggi perché vogliamo sistemare il discorso della ludopatia in una situazione diciamo da due punti di vista diversi che devono essere per forza di cose convergenti, quindi salvare dal gioco, salvare dai debiti per riportare il soggetto ad una ripresa della vita sociale libero da entrambe le parti. Grazie. Ma c'è stata questa proposta mossa dalla cooperativa sociale Subtutela Dei su questo tema sociale scottante che crea tante difficoltà ai fratelli, alle sorelle che rimangono, io direi, vittime della ludopatia e del sovraindebitamento. Ma non è solo un problema personale, perché poi si comprende bene investe le famiglie di questi fratelli e di queste sorelle, creando veramente grandi disagi sociali a questo punto, che alcune famiglie lograno i rapporti a causa di queste situazioni. Qualche esperienza mia parrocchiale pregressa è stata legata a uno sfaldamento di qualche famiglia proprio a causa della ludopatia. E allora con direi quasi questo invito a essere presenti su questo tema
ecco, coinvolgendo la diocesi, Caritas diocesana, Fondazione Mondo Altro. Credo che sia un'occasione buona per tendere, direi, la mano a chi vuole una parola di conforto, un indirizzo, un aiuto.